Bene, allora buon pomeriggio a tutti, sono Linda Borean, direttrice del Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale dell'Università di Udine e insieme poi a Grazia Tatò, a cui passerò la parola, vi do il benvenuto a questo nuovo ciclo, secondo ciclo di incontri organizzato dall'Università di Udine e insieme al MAB, Musei, Archivi, Biblioteche, sezione del Friuli Venezia Giulia, con il quale l'Ateneo Udinese ha avviato un protocollo di collaborazione a partire dal 2021 e sino al 2025. Questo secondo ciclo si intitola Musei, Archivistica e Biblioteconomia, la storia delle discipline a confronto tra tradizione storica e rapporto con la contemporaneità. Mi sono dimenticata di dire che la sessione è registrata e quindi appunto lo aggiungo ora, mi scuso, avrei dovuto dirlo all'inizio. Ecco, dicevo, questo ciclo di incontri è dedicato appunto alle 3 discipline che sono un po' l'ossatura di MAB, ma che sono anche in realtà l'ossatura dei corsi di laurea che afferiscono al Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale. All'Università di Udine appunto è stato fondato il primo corso di laurea in beni culturali che però a partire dalla sua fondazione ha sempre avuto a cuore la connessione con i professionisti che lavorano sul campo e quindi con direttori di musei, archivisti e bibliotecari. E a guidare diciamo, l'università e il nostro dipartimento in questo continuo raffronto con le professioni sono poche idee, diciamo, ma molto chiare, cioè favorire la formazione dei nostri studenti a confronto diretto con chi la professione la esercita e la esercita sia nelle situazioni più facili ma anche nelle situazioni più difficili e Covid-19 ha dimostrato in maniera molto chiara quanto sia necessario essere flessibili sia nella formazione sia nel rapporto con chi esercita le professioni dei beni culturali. E infine, e poi lascio la parola a Grazia Tatò, il Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale dell'Università di Udine è uno dei 180 dipartimenti di eccellenza del Ministero dell'Università e la qualità della ricerca che sta alla base di questo riconoscimento e di questo risultato è il frutto sia delle nostre come dire, sforzi disciplinari scientifici, ma anche della continua e costante collaborazione con il mondo delle professioni e tutto si riverbera poi a beneficio della formazione, delle competenze dei nostri studenti in uno scambio che ritengo sia davvero virtuoso e che non deve mai venire meno. Passo ora la parola a Grazia Tatò. Bene, benvenuti a tutti e buonasera. Mi riallaccio a quello che diceva prima Linda, perché esiste questo MAB? Perché 10 anni fa è stato costituito, quindi è ancora un organismo giovane, un ragazzino, però ha alle spalle tanta esperienza da parte delle associazioni che sono confluite in MAB, che sono ANAI per gli archivi, AIB per le biblioteche e ICOM per i musei. Sono associazioni datate che hanno alle spalle grande esperienza. Aprire un discorso condiviso sui beni culturali e anche sugli operatori che intervengono sui beni culturali non è stato semplicissimo, perché ognuna di queste tipologie ha le sue specificità, le sue regole, la sua disciplina, la sua scientificità, alla quale tiene naturalmente e anche giustamente molto. Ma è estremamente importante aprire questo dialogo, non solo aprirlo una volta per sempre, ma continuare a lasciarlo aperto, vivo, darci la possibilità di crescere insieme per pensare a una figura di operatore culturale
nuova, che si muova in scenari di condivisione diversi da quelli che potevano essere gli arroccamenti magari del passato, con un occhio al fruitore, allo studioso che nelle sue ricerche naviga, no? Naviga fra le fonti archivistiche, le fonti librarie, fra i beni artistici. Quindi offrire anche la possibilità, la chiave di volta per attraversare diversi beni culturali proprio nel momento anche della ricerca, oltre che in quello della preparazione del lavoro che gli operatori fanno. Quindi assoluto rispetto delle specificità delle diverse discipline, ma nello stesso tempo apertura mentale. Apertura mentale verso le altre, curiosità, sforzo di aprire la mente anche a conoscere quelli che non sono i beni culturali di cui ci occupiamo direttamente e in prima persona. Cresciamo insieme, si è pensato anche a strutture di conservazione condivise. Questo è un aspetto, e l'altro aspetto è quello che ci offre la possibilità di viaggiare in rete, di trovare in rete informazioni diverse che siano anche accessibili e comprensibili a chi non è proprio esperto del singolo settore. In Friuli Venezia Giulia abbiamo lavorato molto su MAB in questi 10 anni e la collaborazione che si è riaperta, diciamo, con l'università recentemente è un passo in più che ci aiuta anche a contattare quelli che saranno i prossimi operatori dei beni culturali, in modo da crescere insieme e farne delle figure più moderne e più incisive nel ampio mondo della cultura al quale siamo tutti interessati. Dunque, a causa di un imprevisto, Paola Ventura non può essere qui con noi, mentre Babette Trevisan sta montando una mostra alla Querini, si collegherà probabilmente poi più tardi o a intermittenza. E quindi sarò io a introdurre Paola Marini, che appunto ha accettato con il suo consueto entusiasmo il nostro invito e la ringrazio molto. La presento brevemente, però nel presentarla vorrei condividere un'immagine che avevo utilizzato un anno fa per la giornata dell'8 marzo dedicata al cosiddetto soffitto di cristallo, e io come dire, tenevo una breve relazione sulle donne direttrici di museo e avevo montato come dire così, un poster, chiamiamolo così, che ora vi mostro brevemente. Eccolo qui. Bello. E che, come dire, aiuta molto a capire la personalità professionale e anche scientifica di Paola Marini, che si è formata all'Università di Bologna e ha iniziato subito la sua carriera nel mondo dei musei, prima al Museo Civico di Bassano del Grappa nell'82, poi dal 93 passa a Verona alle raccolte d'arte medievale moderna e poi dal 97 al 2015 diventa direttrice del museo di Castelvecchio, per poi passare nel triennio successivo ad essere nominata direttrice delle gallerie dell'Accademia di Venezia, una delle 10 donne nominate dall'allora ministro Franceschini, che è anche il ministro attuale, e prende dunque il timone di uno dei 20 musei definiti per legge appunto di rilevanza nazionale, ma anche uno dei musei che conserva la più importante e la più davvero significativa e anche commovente collezione di
pittura veneziana al mondo. Dal 98 a questo aspetto però curatoriale di applicazione pratica della museologia, dunque di una disciplina storica, Paola Marini ha accompagnato anche l'insegnamento universitario ed è stata docente dal 1998 al 2015 qui all'Università di Udine, in particolare alla scuola di specializzazione in storia dell'arte. E devo dire che quando nel 2015, ovviamente in concomitanza con il suo ruolo di direttrice delle gallerie dell'Accademia, è chiaro che diventava, come dire, molto faticoso, ecco, però ha lasciato un ricordo straordinario, come lo ha lasciato, come dire, in ogni luogo in cui ha lavorato, e lo posso dire da componente del Comitato Scientifico delle Gallerie, per questa passione inesauribile per la tenacia e proprio, come dire, non arrendersi mai. Ecco, non arrendersi mai credo che possa essere un po', come dire, il modo in cui definire Paola Marini, che in questa slide vedete insieme ad altre donne direttrici di musei del passato e del presente. Attualmente è presidente della Fondazione Onlus Giuseppe Roi di Vicenza e anche dei comitati privati per la salvaguardia di Venezia. È stata membro del direttivo ICOM Italia. E Paola, questa mi era sfuggita, sei anche il commendatore della Repubblica Italiana. Questo devo dire, mi era sfuggito. Ti interrompo, nel senso che rileggendo una vecchia voce biografica su Giovanni Battista Cavalcaselle, che avevo scritto in gioventù, mi ero permessa di dire che il titolo di commendatore conferito a Cavalcaselle poteva essere anche un po', come dire, irrisorio. Quindi e poi lo hai ricevuto, ecco. Esatto. Però Paola è anche una studiosa molto fine, molto sofisticata, ha curato diverse esposizioni nate da progetti di ricerca anche di lunga durata, ne ricordo alcune, quella su Paolo Veronese in collaborazione con la National Gallery di Londra, ma soprattutto una delle mostre, una delle prime che io vidi perché ero appena laureata, quella su Jacopo Bassano al Museo Civico di Bassano, che è stata veramente una mostra appunto capitale non solo per l'artista ma anche credo per i musei civici di Bassano, ecco, quindi nel loro insieme. Ecco, io mi fermerei qui, le lascerei subito la parola, dando però qualche elemento sull'incontro di oggi che Paola Marini ha costruito mettendo insieme più livelli, il livello teorico della disciplina museologia e come si può applicare questa disciplina, come è stata applicata nel passato e come si può applicare nel presente. E quindi giocherà appunto su questo doppio binario che ci fa capire anche come la museologia, nel senso di disciplina che ha una storia, si sta trasformando, no? Perché, e questo lo dico da ex docente di museologia, perché per alcuni anni appunto appena diventata ricercatrice all'università mi diedero da impartire il corso di museologia e storia del collezionismo e quindi come dire, anche se solo per alcuni anni ho avuto modo di entrare un po' in questa disciplina, conoscerne la storia e poi però anche in qualche modo toccare con mano quelle che sono le declinazioni pratiche, no? Che è un po' la sfida anche del museologo che è curatore, no? E quindi non è un collezionista demiurgo come diceva Dal Gisalugli a proposito dei cabinet de curiosité del 5-600, però il curatore che è anche museologo deve saper, come dire, conciliare, abbinare queste due anime.
e quindi lascio subito la parola a Paola Marini, ringraziandola ancora per essere qui con noi oggi. A te Paola, schermo e microfono. Bene, Io mi silenzio e tolgo anche la telecamera, però per qualsiasi necessità, ecco. Perfetto, perfetto. Allora, innanzitutto vi ringrazio moltissimo di questo invito, ringrazio la professoressa Borean, che è un'amica e anche una compagna di viaggi ormai molteplici, non solo in senso metaforico, ma anche in senso reale qualche volta. In particolare ricordo la bellissima mostra su 600 veneziano da lei organizzata con Stefania Masona al Museo Fesch di Ajaccio, che ci ha anche consentito una bella scorribanda insieme. Ringrazio il coordinamento MAB del Friuli e quanti hanno concorso all'organizzazione di questo ciclo che ho l'onore di aprire, e ringrazio anche la professoressa, la dottoressa Tatò per la presentazione e il dottor Dimitri Brunetti per l'organizzazione. Anche se dal 2019 ho lasciato l'attività nel mondo dei musei e frequento piuttosto il campo del volontariato culturale, con l'impegno nella Fondazione Roy a Vicenza e nei comitati privati per la salvaguardia a Venezia, quello dei musei è un ambito che mi è rimasto nel cuore, ovviamente, che mi è profondamente caro e che continuo a seguire con interesse e partecipazione profonda. Ho dunque apprezzato molto il vostro invito, che mi offre l'occasione di strutturare qualche riflessione e di condividerla con voi. E come ha anticipato la Linda Borean, cercherò di intrecciare qualche considerazione di ordine teorico con osservazioni pratiche e, se mi permettete, con qualche esperienza personale. La prima riflessione che avete trovato anche nella breve sintesi di questo intervento è che non è la prima volta che i musei, i nostri istituti della cultura, i musei, le biblioteche e gli archivi si trovano a fronteggiare una crisi epocale. Penso alle spinte ideali e agli sconvolgimenti intercorsi tra la Rivoluzione francese, la caduta degli antichi regimi, il periodo napoleonico e la fine dello stesso. Da un lato il disegno prima rivoluzionario e poi napoleonico di un museo con forti valenze democratiche e didattiche, anche se prevalentemente rivolte ai vincitori, però ricordiamo che i francesi sostennero anche l'apertura delle pinacoteche di Brera e delle gallerie dell'Accademia di Venezia e di quello che poi sarebbe divenuto il Rijksmuseum di Amsterdam. Dall'altro, per coloro ai quali erano stati sottratti i beni, il senso di privazione del patrimonio e la consapevolezza del valore di quel patrimonio acquisita proprio attraverso la perdita. Il recupero delle opere, non solo opere d'arte, ma anche documenti d'archivio, libri, intere biblioteche, reperti naturalistici, attraverso l'azione di figure, prima fra tutte quella di Antonio Canova, di cui proprio quest'anno ricorrono i 200 anni della morte, e l'impulso alla nascita e allo sviluppo di molti musei nazionali e locali. È la vicenda ricostruita dalla esposizione di cui vi faccio vedere la locandina, il museo Sale, dal sogno di Napoleone a Canova, curata da Walter Curzi, da Carolina Bruck e Claudio Parisi Presicce, alle scuderie del Quirinale nel 2016-2017, proprio in occasione del bicentenario di quel recupero. La visione infranta di Napoleone non portò solo alla fondazione, o se vogliamo essere più fini, all'accelerazione dello sviluppo di pinacoteche quali Brera e le gallerie dell'Accademia di Venezia, ma di moltissime realtà. Ecco, vediamo in questo caso le due gallerie dopo gli ultimi, diciamo, maquillage, se non restauri profondi,
che sono state promosse proprio dalle direzioni rinnovate di quei musei James Bradburn di Sopra, in una pinacoteca che, come vedete, è una pinacoteca veneziana, tuttora una grande pinacoteca veneziana, Brera, e sotto le gallerie dell'Accademia, alla riapertura dei grandi saloni Selva Lazzari al primo piano, che era partita prima del mio arrivo e che ho però avuto l'incarico di seguire fino all'agosto del 2019. Dicevo quindi che il ritorno delle opere è il motore per la nascita di questi musei nazionali, ma anche in moltissime altre situazioni. È stato un bel esempio, penso tuttora in corso, quello della mostra Antonio Canova e Bologna alle origini della Pinacoteca Nazionale della città felsinea. Come potete vedere, l'esposizione, che è la prima della direzione di Maria Luisa Pacelli e dell'ingresso anche della Pinacoteca Nazionale di Bologna nel novero dei musei autonomi, che, come sapete, in base alla riforma del 2014 continua a svilupparsi e estendersi a musei e a parchi archeologici. Bene, la mostra su Canova e Bologna evidenzia, secondo me, tre aspetti. Da un lato i rapporti molto stretti tra Bologna e Canova, quindi Bologna rientra accanto, insieme a Perugia, accanto alle città canoviane per eccellenza, che sono Venezia, ovviamente, Roma, ma anche Firenze, e poi il valore che la pittura bolognese, che il classicismo bolognese dei Carracci e Guido Reni aveva nel gusto del tempo, e che già la mostra delle scuderie del Quirinale avevano ben evidenziato, e quindi ha fatto sì che le esportazioni da Bologna fossero numerosissime. E poi dietro la parete, con il monumento Rezzoni, con il busto, le immagini Rezzonico, ci sarebbe il video con la ricostruzione virtuale che è stata fatta della mostra allestita nel 1817 al momento del ritorno delle opere a Bologna. Però se noi andiamo ad estendere la nostra analisi anche a realtà molto più piccole, possiamo capire come questo momento è stato veramente un momento propulsore. Del resto, se mi consentite una memoria personale, la tragedia della rapina a mano armata di 17 dipinti del Museo di Castelvecchio a Verona nel novembre del 2015, recuperati in Ucraina nel marzo del 2016, ma restituiti all'Italia solo nel dicembre di quell'anno. E qui vedete, io in questi giorni sto proprio rivivendo in queste immagini di Kiev che riceviamo dagli schermi, i giorni passati con l'ambasciatore Fabrizio Romano in attesa che venissimo autorizzati a vedere i dipinti di cui dovevamo effettuare il riconoscimento, ed erano stati recuperati rocambolescamente attraverso una messa in scena di un ritrovamento sottoterra, mentre sapevamo che avevano trascorso felicemente alcuni mesi nella città di Odessa. Oggi, se fossero lì, sarebbero diciamo probabilmente meno sereni. E ovviamente anche dietro questo recupero, da cui le opere sono tornate con danni lievi, diciamo, che sono stati anche subito riparati, c'era anche il tentativo dell'Ucraina di avere un accreditamento europeo che, come dire, faticosamente da decenni quel paese sta ricercando. E qui vediamo il ministro Franceschini, l'allora sindaco di Verona, Flavio Tosi, di spalle, e l'allora presidente Poroshenko, e sullo sfondo i dipinti ritrovati, e poi
poi esposti per qualche tempo al Museo Canenco, lo stesso che custodisce e conserva la pace di Canova. Bene, questa digressione per dirvi che quella rapina, quell'anno di grande sofferenza a cui ha posto fine la capacità, l'abilità di intelligence del nucleo dei carabinieri per il patrimonio artistico, insieme con la questura di Verona e la polizia di Stato e così via, ha dato tra gli effetti assolutamente da me almeno non previsti l'incremento di circa il 50% dei visitatori del museo, passati da 100.000 a 160.000. Bene, quindi primo momento di confronto tra il museo, la biblioteca e l'archivio e grandi sconvolgimenti epocali. Secondo momento, il trauma della Seconda Guerra Mondiale, dove la ricostruzione o il riallestimento dei musei e più in generale degli istituti della cultura, con le opere e i documenti usciti dai rifugi dove erano stati protetti, ha rivestito un alto valore simbolico in chiave di riappropriazione democratica, resa visibile concretamente dalla grande stagione della museografia di Franco Alpini, dei BPPR, di Carlo Scarpa e dei loro seguaci e imitatori. E qui abbiamo un momento di confronto tra la galleria del Museo di Castelvecchio nell'allestimento dei primi anni 20, degli anni 20 del Novecento, un direttore bibliotecario, mi perdonino i bibliotecari, ho un massimo rispetto di loro, diciamo un direttore non storico dell'arte, avete detto nella premessa che ciascuno di noi tiene molto alla sua competenza e professionalità. Comunque un allestimento in stile che mirava a fare di una caserma una sorta di residenza aristocratica che mai non era stato, attraverso una diciamo pure accozzaglia di opere, di momenti diversi e anche di qualità molto diversa, e poi diciamo il contrasto fortissimo con il nittore dell'intervento di Carlo Scarpa, che resta ancora diciamo uno dei meglio conservati dell'architetto. Diciamo che il nittore razionale di quei musei si contrapponeva al decadentismo dei musei di ambientazione, o quello che era percepito come tale, e si accompagnava, oltre che al progresso delle discipline specifiche ai contenuti dei diversi tipi di musei, dall'archeologia alla storia dell'arte, dall'antropologia alle scienze naturali, si accompagnava, dicevamo, ad altri mutamenti sociali molto forti, la battaglia per la salvaguardia dei centri storici, la messa a punto della teoria del restauro, ad opera di Cesare Brandi, ma anche di Monelli per quello che riguarda appunto i centri storici, la nascita delle sezioni didattiche dei musei, a cominciare da quella degli Uffizi, e delle associazioni di volontariato come Italia Nostra e gli Amici dei Musei, a cui poi molte altre avrebbero fatto seguito, e da ultimo con grande forza il FAI. Ciò accadeva una ventina d'anni prima dell'emergere di un altro concetto nuovo, quello di ecomuseo, nato dal dialogo tra Hugh de Varin, l'ispiratore della nuova museologia, che come sappiamo punta allo sviluppo culturale, sociale ed economico dei territori attraverso il coinvolgimento delle comunità locali, e Henri Rivière, che era stato il suo predecessore alla direzione dell'International Council of Museums, concetto di ecomuseo pensato come strumento per tutelare le tracce delle società rurali in un frangente in cui l'urbanizzazione, le nuove acquisizioni tecnologiche e i cambiamenti sociali conseguenti rappresentavano il rischio reale
di un completo oblio di un patrimonio culturale millenario. Ed ecco, in proposito, la traduzione italiana dell'ultimo libro di De Varin, Museo singolare e plurale, una testimonianza, il sottotitolo recita su 50 anni di museologia comunitaria nel mondo, stampato in Friuli, a Gemona, da Utopie Concrete, la cooperativa culturale che nel 2000 ha avviato con il comune di Gemona il processo partecipativo finalizzato alla realizzazione dell'Ecomuseo delle Acque del Gemonese, dove la parola più importante sembra essere proprio in questo titolo, in questa copertina, l'aggettivo comunitario collegato a museologia e la prospettiva mondiale. Nel libro si parla molto di Sud America e di Brasile in particolare. Allora ci domandiamo, negli ultimi 200 anni, la museologia, e potremmo dire la museologia tout court, perché prima si poteva parlare piuttosto soprattutto di collezionismo, la museologia è connotata da una spinta crescente alla partecipazione democratica. Potremmo dire che è una delle linee guida di questo percorso, ed è quanto afferma la convenzione denominata di Faro dalla cittadina portoghese, dove fu adottata dal Consiglio d'Europa nel 2005, convenzione sul valore del patrimonio culturale per la società. Entrata in vigore nel 2011, è stata sottoscritta dall'Italia nel 2013 e finalmente ratificata solo il 23 settembre 2020. Abbiamo lungamente atteso questa ratifica in un iter che avanza, ma con qualche lentezza, in tutto il continente. La Convenzione di Faro muove dal concetto, ricordiamolo, che la conoscenza e l'uso dell'eredità culturale rientrano tra i diritti dell'individuo a prendere liberamente parte alla vita culturale della comunità e a godere delle arti, diritto sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo di Parigi del 48 e garantito dal Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali di Parigi del 68. Integrando gli strumenti internazionali esistenti, la Convenzione di Faro chiama le popolazioni a svolgere un ruolo attivo nel riconoscimento dei valori dell'eredità culturale, invitando gli Stati a promuovere un processo di valorizzazione partecipativa, fondato sulla collaborazione fra istituzioni pubbliche, cittadini privati, associazioni, soggetti che l'articolo 2 definisce comunità di eredità o comunità patrimoniali. E qui mi sono divertita a inserire nel PowerPoint uno dei giochi di piazza del Tocatì, questa festival dei giochi di strada che ha richiesto l'iscrizione tra i patrimoni dell'umanità dell'UNESCO, festival di giochi popolari che si trova, che si svolge a Verona ogni anno in autunno. Quindi le comunità patrimoniali costituite da insiemi di persone che attribuiscono valore a degli aspetti specifici dell'eredità culturale che desiderano, nell'ambito di un'azione pubblica, sostenere e trasmettere alle generazioni future. Ne approfitto per fare un po' di pubblicità. La piazza Erbe a Verona, in genere riempita di orrendi banchetti di cineserie, né più né meno, come Venezia, il modello di deriva turistica veneziana, è stato abbracciato anche dalle città dell'entroterra, prima fra tutti Verona, ma qui liberato in occasione di questo festival, e sul fondo il Palazzo Maffei, una delle poche testimonianze architettoniche del composto barocco veronese, in cui da poco è stata aperta un'interessante collezione privata, al cui allestimento ha contribuito Gabriella Belli, che vale sicuramente la pena di vedere.
Dicevo che la Convenzione di Faro accorda le politiche di valorizzazione europea su uno spartito che tiene conto dei processi in atto di open government e di democratizzazione della cultura, perché vede nella partecipazione dei cittadini e delle comunità la chiave per accrescere in Europa la consapevolezza del patrimonio culturale e il suo contributo al benessere e alla qualità della vita. Come hanno sottolineato Giuliana Ericani e Daniele Giallà in apertura del primo numero di Museum Studies, la nuova rivista da loro diretta e di cui è uscito da pochissimo il primo numero, sembra rilevante che la risoluzione UNESCO del 2015 sulla protezione e promozione dei musei abbia proposto una definizione di patrimonio culturale molto simile, considerandolo, ecco vediamo solo ce l'ho, sì, un insieme di valori materiali e immateriali in continua evoluzione, l'ho aggiunto io perché dobbiamo sempre tenerlo presente, e le espressioni che le persone scelgono e individuano indipendentemente dalle considerazioni sulla loro proprietà, come il riflesso e l'espressione delle loro identità, credenze, saperi e tradizioni, così come gli ambienti viventi che meritano di essere protetti e valorizzati dalle generazioni contemporanee e trasmessi alle generazioni future. Quindi patrimonio culturale come diritto, ma anche come dovere e responsabilità delle comunità patrimoniali, indipendentemente dalle considerazioni sulla loro proprietà, ambienti viventi, su cui torneremo più avanti, e sono queste riflessioni che stanno alle radici del progetto del Sistema Museale Nazionale, un progetto avviato nel 2018 come uno degli aspetti delle declinazioni della riforma organizzativa del Ministero allora dei Beni e delle Attività Culturali e Turismo, oggi Ministero della Cultura, e un progetto coordinato dalla Direzione Generale Musei del Ministero. Il sistema museale nazionale mira a mettere in rete gli oltre 5.000 musei e luoghi della cultura italiani, superando le logiche della loro appartenenza. Ai cittadini non importa a chi appartengono i beni, importa accostarsi alla propria storia, alla interpretazione, alla lettura, alle domande che le testimonianze materiali e artistiche serbano in sé, superando appunto le logiche dell'appartenenza al fine di migliorare l'accessibilità, la fruizione e la gestione sostenibile del patrimonio culturale attraverso un processo di accreditamento su base volontaria fondata su modelli di autovalutazione su piattaforma informatica con successiva verifica periodica, teso a introdurre l'adozione di livelli minimi uniformi di qualità che divengono quindi anche obiettivi di miglioramento in 3 ambiti: l'organizzazione, le collezioni e la comunicazione. Nei miei anni, di cui ho un ricordo bellissimo di insegnamento all'Università di Udine, l'atto di indirizzo del 2001 era uno dei testi base e direi che ha abituato, ha cresciuto un'intera generazione di museologi, seppure troppo pochi rispetto alle nostre aspettative, che vedo con piacere popolare gli istituti del nostro paese. Mi viene in mente Alberto Krajewicz a Carezzonico, a Venezia, tanto per fare un esempio, ma molti altri ce ne sono. Bene, abbiamo lavorato per anni sul lato di indirizzo, poi c'è stato il lavoro di Massimo Montella, poi ci sono stati gli standard minimi e in qualche modo questo progetto di accreditamento, che poi dopo alla fine
di questo intervento, se vorrete, un momento ci confronteremo, se qualcuno di voi ha intrapreso questo percorso, è qualche cosa che io non sono in grado di dirvi a che punto sia il progetto, né a che punto sia la formazione specifica che, come vedete dal logo, è stata affidata alla Fondazione Scuola del Patrimonio. Ma la cosa più importante è che dopo 20 anni sostanzialmente, questi sono un po' i tempi del nostro paese che ci fanno un po' dubitare dei pochi anni del PNRR, ma avremo, non so, come la caduta dello Spirito Santo nel giorno della Pentecoste, avremo un aiuto divino, speriamo, perché se no in questo ambito ventennale si è però riusciti a partire con questo processo e è già molto importante. Un piccolo ma non irrilevante esempio è costituito dal progetto Centopere tornano a casa, curato dall'ex direttrice generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Caterina Bonvalsassina. Le opere sono frutto di una prima selezione da una banca dati vastissima a cui hanno partecipato 90 musei dello Stato e lasciano i depositi di fatto di 14 oggi musei per tornare visibili al pubblico nelle sale di musei più piccoli, secondo 3 criteri sostanzialmente: un ritorno ai luoghi per i quali erano stati concepiti, o un'andata in luoghi dove integrano in modo significativo le collezioni del museo destinatario, oppure se danno vita con un nuovo inserimento a inediti accostamenti che favoriscono l'apertura verso nuovi pubblici. Leggo dal comunicato stampa dell'iniziativa che si tratta solo dell'inizio di un programma a lungo termine che mira a valorizzare l'immenso patrimonio culturale di proprietà dello Stato anche attraverso un forte investimento nella digitalizzazione e nella definizione di nuove modalità di fruizione, prevedendo collaborazioni come ad esempio la realizzazione di una serie di documentari insieme con la RAI. Allora vi faccio una domanda: da dove parte questo simpatico pulmino? Io lo so, quindi non rispondo. C'è qualcun altro che lo sa, grazie. Questi, vedi, sono degli ottimi test. Bene, allora c'è qualcuno che ha un'idea di da dove parta? Beh, innanzitutto devo dire chapeau al progetto ministeriale dotato di tutti i suoi annessi e connessi, molto simpatici. Comunque sta partendo dalle gallerie, da Palazzo Barberini e va verso Matera, mentre da Brera si recherà a Urbino e a Palazzo Altieri di Oriolo Romano, dai Musei Reali di Torino al Castello di Miramare di Trieste, dal Parco Archeologico di Ostia Antica alla Villa Giustiniani di Bassano Romano, dal Museo Nazionale Romano al Museo delle Navi di Nemi, dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli a quello archeologico di Palestrina. Posso solo notare da, diciamo, direttrice prima dei musei di Bassano e poi dei musei di Verona, che forse una presenza maggiore o una presenza di musei civici o di musei privati forse sarebbe stata significativa. Sostanzialmente in questa fase diciamo che abbiamo grandi musei nazionali e una emigrazione verso musei più piccoli o in località meno sì, di minori dimensioni. Però molte cose si muovono e volevo ricordare un interessante caso occorso a Verona, perché la brava direttrice Francesca Rossi è riuscita, in accordo con il soprintendente Vincenzo Tinè, a far sì che 2 importanti acquisti dello Stato siano stati poi depositati a lungo termine
presso il Museo Civico di Castelvecchio a Verona. E qui abbiamo il polittico cosiddetto di San Luca, che appartiene a quella cultura che si genera anche nelle arti, diciamo, nella scultura, ma anche nelle arti decorative in città, a seguito dell'arrivo della Pala di San Zeno di Andrea Mantegna. Ovviamente l'interesse primario di avere quest'opera era nel Museo di Castelvecchio, e lo Stato ha trovato questa formula per cui la piccola Ancona, che non è poi piccolissima, è un piccolo paliotto scolpito, dorato e dipinto, diciamo 2 metri per 3 metri per 4, una cosa del genere, e è stato iscritto tra le proprietà del Cadoro, della Galleria Franchetti alla Cadoro di Venezia, ma di fatto depositato a lungo termine allestito a Castelvecchio. E colgo l'occasione anche per ricordarvi che con aprile, con l'apertura della Biennale, si aprirà anche alla Cadoro una bella mostra sulla scultura veneziana organizzata con il supporto per idea di Venetian Heritage, uno dei comitati che aderiscono all'Associazione dei Comitati. La definizione di museo di ICOM, modificata ben 7 volte dal 1947 a quella attualmente in corso, approvata a Vienna nel 2007, testimonia quanto sia dinamica la realtà di cui ci occupiamo, di cui ci siamo occupati, o di cui, se c'è qualche studente qui, vorremmo occuparci lavorandoci. E qui vi propongo, voi sapete che la definizione di museo è in corso di revisione, e qui vi propongo un confronto tra l'ultima versione approvata a Vienna, che diciamo portava alla introduzione del termine immateriale, patrimonio materiale e immateriale, era quello il punto forte di aggiunta, e a destra invece la proposta italiana di revisione, che come sapete è una proposta ancora aperta, perché i soci di ICOM o i frequentatori del sito anche di ICOM sanno che è aperto ancora un sondaggio con delle domande, e siamo tutti invitati a dare un contributo a questa revisione. E nella proposta di emendamento italiano viene introdotto la sintesi del tema istituzione permanente, senza scopo di lucro evidentemente, aperta al pubblico, mettiamo il termine accessibile, che è anche più vasto da tutti i punti di vista, non è solo aperto, ma sappiamo accessibile anche a vari tipi di disabilità, in vari modi, che opera in un sistema di relazioni, anche questo mi sembra un'aggiunta molto significativa. Continuiamo a dire, a ripetere che sarebbero necessarie, così come più collaborazioni tra gli istituti della cultura che qui oggi sono rappresentati, anche con l'università in modo più permanente, con le soprintendenze, con musei di varie tipologie, con il sistema produttivo, ci ha ricordato prima anche Linda Borean. Quindi il sistema delle relazioni è importante, è una parte molto importante del lavoro del museo, allo sviluppo, al servizio della società e del suo sviluppo sostenibile. Questo è un mantra che ripeteremo fino a che non avremo raggiunto ciò per cui siamo molto in ritardo. E il gruppo italiano ha messo avanti le ricerche perché ci sembrava che se ne fosse parlato poco, e quindi in modo forse un po', dico, provinciale, tra virgolette, la ricerca è stata sbattuta in prima linea, però insomma ha un suo grande valore, e riconosciamo tutti che la ricerca è al centro, deve muovere tutte le nostre azioni. È stato aggiunto paesaggi culturali, perché sapete che anche ICOM ha lavorato molto negli anni sui paesaggi culturali, e anche sul fronte della tutela. Noi sappiamo che proprio quello delle leggi paesistiche, dei piani paesistici, che purtroppo sono state approvate solo tra
per poche regioni italiane è visto come il fronte più avanzato della tutela. Quindi diciamo che ho cercato un po' di motivare quelle che sono le ragioni, o mi paiono le ragioni di quella che è la proposta di emendamento italiano. Poi voi sapete che invece era stata molto più radicale la proposta presentata a Kyoto, dove forse Linda è stata, non vorrei sbagliarmi, quando dico che vorrei essere compagna di viaggio di Linda. Sei stata a Kyoto, Linda? No, No? io ero andata, no, ero andata al convegno CIA Ah, ecco, sì, ma mi nel ricordavo. 2016 che però era a Pechino. Vabbè, insomma, Cina. comunque ricordavo un viaggio a Oriente. Esatto, sì, ma per il CIA, sì. Ecco, adesso per la proposta, sapete che il problema di questa proposta presentata a Kyoto, che è una proposta che ne viene soprattutto dagli stati del Sud America, dagli stati dell'Asia, è una proposta che non era stata sottoposta ai comitati nazionali e c'è stata una grande sollevazione per cui tutto il direttivo si è dimesso ed è stata poi il riavvio con l'ascesa dell'uomo saggio ed equilibrato che è Alberto Garlandini alla presidenza appunto di ICOM mondiale. Mentre vi tengo la proposta di definizione che era stata presentata a Kyoto e appunto non approvata, ve ne leggo la traduzione che dà Christian Greco nel suo ultimo libro di cui parleremo. I musei sono luoghi di democratizzazione, spazi inclusivi e polifonici per lo sviluppo del dialogo critico riguardante il passato e il futuro. Come vedete, sono i passati e i futuri, perché è molto forte ormai la percezione individuale di quello che viene ritenuto i propri passati, i propri futuri, quindi c'è molto questo tipo di declinazione. Comprendendo e affrontando i conflitti, e lo diciamo oggi con una particolare pena, e anche se parlando di conflitti magari non si parlava solo di guerre, oggi abbiamo una nuova pesante guerra. Dunque, comprendendo e affrontando i conflitti e le sfide del presente, custodiscono artefatti e reperti per la società, proteggono la memoria per le generazioni future, ma però nel testo c'è scritto diverse memorie, che vuol dire tante memorie, ma anche memorie diverse, magari anche memorie diverse dello stesso fatto. È molto interessante questo, come dire, pensiero non unico e questa compresenza e necessità di gestire diverse stratificazioni, diversi layers, direbbero i nostri amici anglosassoni, e garantiscono uguali diritti e accessi al patrimonio per tutti. I musei sono un'istituzione senza scopo di lucro, sono partecipativi e trasparenti e lavorano in collaborazione attiva con e per diverse comunità per collezionare, preservare, per loro studiare il terzo posto, interpretare, esporre e accrescere la comprensione del mondo con lo scopo di contribuire alla dignità umana, alla giustizia sociale, all'uguaglianza globale e al benessere planetario. E di nuovo oggi vorremmo forse dire anche alla pace. Con la legge costituzionale dell'11 febbraio del 2022, numero 1, lo Stato italiano ha inserito nell'articolo 9 della Costituzione la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, accanto a quella che già esisteva del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. Quindi il nostro articolo 9 oggi recita: la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico-artistico della nazione, tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell'interesse di future generazioni.
La legge dello Stato disciplina i modi e le forme della tutela degli animali. Nel mezzo c'è stata la pandemia da SARS-CoV-2, dove i musei, le biblioteche, gli archivi, i teatri sono stati messi a prova durissima, però hanno anche dimostrato, così come l'università forse si è distinta, a mio avviso. Ricordo pochissimi giorni dopo lo scoppio della pandemia, tutto era già online, le lezioni. I musei hanno messo un po' più di tempo, però si sono rivelati secondo me estremamente dinamici, estremamente resilienti. Ricordiamo tutti le preoccupazioni e lo sconcerto fortissimo, le chiusure forzate di cui in molti casi non compivamo la ragione e dietro le quali, secondo me, almeno per i musei statali, c'erano sicuramente ragioni anche sindacali di tutela dei lavoratori. Le riaperture attese, e mi piace mostrare questa bella immagine di Mariella Senatore che prende una delle luminarie pugliesi nella sua installazione a Palazzo Strozzi a Firenze, no? Questa idea di poter respirare, di poter ritornare, insomma un'immagine emblematica di momenti che però si sono succeduti con vari stop and go. In molti luoghi il funzionamento non è ancora ritornato ai regimi precedenti, credo anche per le biblioteche, credo anche per gli archivi, magari non nel magico Friuli, ma sicuramente nel più, non so come dire, prudente Veneto. E vedi lo sconcertante caso dei musei civici di Venezia, che il presidente della fondazione che li governa, che è il sindaco di Venezia, non ha voluto per cautela economica, non si sa bene, riaprire a pieno regime. Certo, la perdita dei visitatori c'è, è molto sostanziosa, ci vorrà tempo per recuperarla, è venuta meno l'equazione successo uguale assembramento, e qui io insomma giro intorno a Verona, ma è stata anni di grande, molto importanti per me. Questa è una notte dei musei a Castelvecchio, a Verona. Notate il bel effetto di riflessione nella fontana Scarpiana, vedete i giovani che intanto lavorano digitando, ma certo immagini come queste dobbiamo forse dimenticarcelo, così come le giornate FAI, come le code per le esposizioni blockbuster. Ma anche questa è stata l'occasione per questo grande salto nell'utilizzazione dei media digitali, per farci domande profonde sul senso del proprio lavoro, per apprezzare i ristori molto sostanziosi del Ministero della Cultura, di cui secondo me non si è parlato abbastanza, che hanno raggiunto l'80% per i musei non solo statali, ma anche civici, anche privati, e appunto l'accelerazione dell'uso delle risorse digitali. A questo proposito potremmo fare molti esempi, invito forse voi stessi, se ne avrete voglia, a farne al termine del mio intervento. Mi vengono in mente non tanto i tour virtuali, anche se ce ne sono di belli, come quello degli Uffizi, del Marta di Taranto, ma ad esempio l'eccellenza delle passeggiate settimanali con il direttore del Museo Egizio di Torino, Cristian Greco. Cioè proprio nell'ansia di mantenere viva la comunicazione con il suo pubblico, con il pubblico del museo, immediatamente dopo la chiusura il direttore ha filmato molte ore, ha concesso, come dire, ha visto qual era il momento più apprezzato, uno dei momenti più apprezzati delle proposte del museo, lo ha mandato tutto online e poi lo ha diviso con i suoi collaboratori, perché trattasi di un museo grande con collaboratori, secondo un programma molto molto organico. Programma organico a cui ci invita nel suo classico libro Musei e media digitali Nicoletta Mandarano, che è sia storica dell'arte che digital media curator di Palazzo Barberini e della Galleria Corsini,
che insisteva proprio nella necessità che ogni museo definisca una strategia comunicativa e possibilmente anche la comunichi nel suo piano strategico, nelle sue linee guida, e comunichi anche il pubblico, i pubblici a cui vuole rivolgersi. Rilevava ancora nel 19 un perdurante timore che le tecnologie sottraessero visitatori fisici, timori che spero siano stati fugati dall'esperienza che abbiamo attraversato, e anche rilevava allora la presenza di un servizio digitale solo nel 30% dei musei italiani. Osservava come fossero davvero pochi gli istituti dotati di una gallery virtuale delle collezioni e delle sale, ma non immagini a caso, ma a partire dal catalogo delle stesse, continuamente implementato, in cui ciascuna opera sia corredata da una scheda esaustiva, adattata per rivolgersi a diversi tipi di pubblico, da una specie di ufficio di interpretazione, interpretariato, sul modello del sito web del Metropolitan Museum di New York. Ora stiamo attenti che esistono ancora moltissimi musei che non hanno un catalogo cartaceo e forse non l'avranno più, potranno saltare addirittura al catalogo digitale, ma parliamo di cose serie, importanti, no, di giochi, di prestigio. Certamente i prodotti sviluppati durante la chiusura dei musei, che sono stati spesso il frutto di un generoso impegno artigianale, ma anche di una sorta di quella che è stata definita un isterismo digitale, è chiaro che ha preso a tutti l'ansia, non hanno potuto ovviare a questa carenza, sono stati, come dire, pronti interventi per mantenere vivo un dialogo, ma in molti casi, esattamente come il sistema nazionale, museale nazionale, è servito a rompere il ghiaccio con gli standard minimi o con gli standard, con l'applicazione degli standard, esattamente questa isterismo digitale ha contribuito a rompere il ghiaccio con le risorse digitali, e speriamo che in futuro ci sia modo di poter completare questo percorso. Quanto ai social, sappiamo che ciascuno di essi ha proprie regole di linguaggio. La stessa autrice invitava a basare questo tipo di comunicazione sul dialogo e sull'interazione, evitando a tutti i costi l'unidirezionalità e facendo sì che le pagine social siano luoghi di aggregazione e di community. E ricordando sempre che museo fisico e museo digitale sono due facce della stessa medaglia, strettamente interconnesse tra di loro, e le osservazioni ricavabili dalla rete devono per forza riversarsi nel luogo reale e viceversa. Cose facili da dire, ma per chi lavora o ha lavorato in un museo sa difficilissime da fare. E vi è infine il capitolo delle tecnologie on-site a supporto della visita al percorso museale, sotto forma di totem o tavoli multimediali, app, dispositivi per la realtà aumentata, la realtà virtuali, videomapping, chatbot, videogiochi e quant'altro, soprattutto con la funzione di ricreare o creare il contesto, che spessissimo manca evidentemente nei nostri istituti, e ingaggiare, coinvolgere il visitatore. Mi piace a questo proposito ricordare il bellissimo progetto Compass del British Museum, il cui acronimo sta per Collection Multimedia Public Access System. Era distribuito per le varie sale del British e permetteva proprio di connettere banche dati ammirevoli e sterminate. In una conclusione del suo recente Le memorie del futuro, Christian Greco scrive: nel campo delle discipline umanistiche, innovazione tecnologica e tradizione millenaria di studi e approfondimenti tematici stanno collaborando in maniera sempre più sensibile e sono tesi a produrre linee di ricerca che permettano di comprendere il rapporto fra materiale e immateriale,
le possibilità di ricostruire contesti ormai perduti e sviluppare linee narrative complementari che consentano di approfondire in modo completo lo sviluppo diacronico di una determinata cultura e la sua influenza nel territorio di riferimento. Non vorrei dimenticare, anche se io, guardate, sono pochissimo abile in questo campo, un accesso ai non fungible token, gli NFT, i certificati di autenticità di un'opera digitale, che attraverso la blockchain ne attestano l'unicità. Singolarmente, il Ministero della Cultura ha avviato un po' in sordina nel 2017 una produzione di NFT tramite l'accordo con un imprenditore, Cinello, accordo sottoposto ora a revisione, mi si dice, da parte dell'ufficio legale dello stesso Ministero. Questa immagine di Heike Schmidt, direttore degli Uffizi e di uno dei titolari della ditta Cinello, in occasione della vendita del NFT del Tondodoni venduto nel 21 dalla Galleria degli Uffizi per 140.000 euro. Ho effettuato con Diana Zigliotto, responsabile del servizio riproduzioni delle gallerie dell'Accademia di Venezia, una rapida indagine e mi risulta che finora questo sia stato l'unico DOO, così lo chiamano in termini tecnico, prodotto in base a quella convenzione, ma scopro ora dai giornali che a Londra, in una galleria privata, si sta tenendo proprio una mostra di capolavori. Praticamente ogni museo, dei primi 20 musei resi autonomi in base alla riforma, era invitato a scegliere, mi pare, 10 suoi capolavori e quindi probabilmente, forse lo si potrà visitare anche virtualmente, è in corso questa esposizione. E negli ultimi giorni mi ha colpito anche un'altra interessante colpo, il lancio del progetto Adrenalina da parte dell'editore Urbano Cairo, che ha editato digitalmente su NFT l'illustrazione artistica di frasi celebri del calciatore Zlatan Ibrahimovic. Vediamo qui la felicità di Giovanni Frangi, che come pittore amato da Giovanni Agosti non è proprio l'ultimo pittore contemporaneo italiano, e in questo caso la frase di Ibrahimovic illustrata è: la vera felicità non è un momento, ma un sentimento che vale per l'eternità, e che auguro a tutti voi, ma non è la fine della mia conferenza, che ha ancora un po' di tempo. Allora, l'utilità degli strumenti digitali a cui abbiamo accennato, le migrazioni tra on-site e online a cui abbiamo assistito e grazie alle quali i musei hanno continuato una parte fondamentale della loro attività durante la pandemia, il colloquio con i loro pubblici, non possono non spingere i musei quindi a rinnovare l'impegno ad ampliare l'uso dei media digitali, però in maniera estensiva, coordinata e progettata. E qui mi pareva di aver appunto messo la locandina di una delle proposte di qualche anno fa, sempre lanciata da ICOM, che è tra gli organizzatori di questa giornata, proprio quello di lavorare sulla progettazione della strategia digitale. Ci troviamo così di fronte ad uno dei temi classici ricorrenti del mondo degli istituti culturali di cui ci occupiamo, cioè l'esiguità o addirittura la mancanza di personale, a cui programmaticamente nemmeno il mitico PNRR ha potuto porre rimedio e che resta uno dei grandissimi problemi aperti del nostro settore. Nelle stesse avanzate gallerie in cui Nicolette Mandarano opera, non mi risulta che la figura professionale preposta al servizio digitale sia contemplata, ammesso che di piante organiche ancora si possa parlare. Da troppo tempo aspettiamo un'apertura delle porte di musei, biblioteche e archivio a tanti giovani che con lungo e competente lavoro si sono formati in università, accademie e tramite esperienze le più varie e approfondite. So di qualche bando di fondazione, spero un potenziamento degli organici universitari,
nella necessità di stringere alleanze sempre più ampie e profonde tra chi si occupa dei contenuti di un museo, che come dicevo prima nel caso di un museo d'arte sono l'università, le sue tendenze, i musei stessi, il volontariato, ma per il momento sono linee di tendenza, ma gocce in un oceano. Se le carenze umane sono gravissime negli staff dei musei, non migliore sembra la situazione riguardante le figure apicali, a cui pure ICOM e anche altre associazioni, come ad esempio AMLI e anche le vostre, anche MAB, si sono dedicate con impegno. In progressivo costante calo i ruoli dirigenziali, sottoposti sempre di più alle direzioni di area con profili amministrativi, in aumento gli incarichi fiduciari triennali assegnati in base a selezioni privi di trasparenza e tali da indebolire l'autonomia culturale del direttore, inevitabilmente. La brevità di simili incarichi non facilita la realizzazione di progetti che, come sappiamo, richiedono purtroppo nel nostro paese, nella maggior parte dei casi, tempi molto più lunghi. E con questi strumenti, con questi attrezzi, con queste idee siamo ora davanti a nuove sfide. Le due transizioni gemelle, la transizione digitale, di cui in parte abbiamo parlato, e la transizione ecologica. Per quanto riguarda la prima, siamo preoccupati dell'enorme lavoro, ci potranno dire ancora meglio gli archivisti e i bibliotecari, della carenza di risorse, nella maggior parte dei casi finanziarie, tecnologiche e umane, e dal rischio che tanto impegno possa essere dissipato se non si riesce a realizzare un progetto organico. Per quanto riguarda la seconda, la transizione ecologica, ci interroghiamo su come i musei possano concretamente contribuire a questa impellente urgenza mondiale. Dico musei come musei d'arte in cui ho lavorato. Ovviamente se uno lavora in un museo naturalistico, diciamo che il campo è già più aperto in un museo di storia naturale o in un museo scientifico, però è un compito a cui non si possono sottrarre neppure i classici musei di arte e di storia. Un interessante e prezioso test sarà l'International Museum Day del 22, lanciato da ICOM per il 18 maggio, che esplorerà le potenzialità che il museo ha di portare un cambiamento positivo nella comunità, nella propria comunità, attraverso il raggiungimento della sostenibilità, l'innovazione su digitalizzazione e sostenibilità, le due transizioni gemelle, quello che la nostra ministra dell'università chiama così, la costruzione di comunità attraverso l'educazione, quindi un tema più classico. In un articolo pubblicato su Domani del 17 febbraio scorso, Martina Bagnoli, direttrice Franceschini, quindi una delle prime 20 delle gallerie Estensi di Modena e Ferrara, afferma che i musei e le istituzioni culturali hanno un ruolo fondamentale nel promuovere la nuova visione offerta dall'articolo 9 della Costituzione, mettendo sullo stesso piano cultura e natura. Richiama uno studio ormai classico di Pierluigi Sacco, Massimiliano Agovino e Alessandro Crociata, Cultural Factors for Households Recycling Behavior, The Case Study from Italy, pubblicato nel 2015 sulla Rivista Internazionale di Scienze Sociali, dove si afferma che esiste una stretta correlazione tra riciclare rifiuti e le abitudini culturali. Secondo i dati da loro raccolti e analizzati, coloro che frequentano regolarmente i luoghi della cultura riciclano di più e, aggiungo io, spero meglio, giacché vogliamo risultati, vogliamo parlare sempre, lo diciamo a proposito dei numeri di musei, che i numeri non contano tanto quanto piuttosto la qualità. Vogliamo dati non solo quantitativi ma anche qualitativi. I risultati empirici della ricerca indicano che politiche di sviluppo sostenibile sono più efficaci quando maturano in un contesto di partecipazione culturale, e l'autrice conclude che lo studio ci consente di pensare che la consapevolezza di sé e degli altri che le arti e la storia ci insegnano
aiutano a risvegliare la coscienza ambientale. Prosegue con un breve ma incisivo elenco di iniziative già operanti in quella direzione e si tratta del Climate Heritage Network, la rete internazionale lanciata da Andrew Potts a Edimburgo nel 2019, a cui aderiscono insieme ad altri circa 300 membri anche i comitati internazionali privati per la salvaguardia di Venezia che presiedo e Climate Heritage Network che è stato presente a COP26 di Glasgow e si propone di impiegare la cultura e il coinvolgimento degli individui per accelerare azioni mirate a mantenere un aumento massimo della temperatura al di sotto di 1,5 gradi per la metà del secolo. Il suo slogan è "To solve an anthropogenic problem, we need human solutions". L'idea è che la cultura promuove coesione sociale, crea senso di appartenenza all'interno della comunità, favorisce rapporti identitari col proprio territorio, attraverso gli artisti, come abbiamo visto, diffonde ideali, come quelli di felicità, e incoraggia l'attivismo ecologico. Oltre al Climate Heritage Network, negli esempi che propone Martina Bagnoli c'è Europeana, è la fondazione che gestisce le collezioni digitali del patrimonio culturale europeo e che da poco è diretta dalla stessa Bagnoli, che non ha lasciato la direzione delle gallerie Stensi, ma che le ha affiancato anche la direzione culturale, immagino, di Europeana. E mi diverte in questo logo vedere le immagini di Muybridge, perché sono esattamente le stesse del cavallo in movimento a cui si è ispirato il nostro buon Christian Greco per promuovere le passeggiate nel museo. Bene, la Fondazione Europeana ha varato un programma di ricerca sulla sostenibilità delle proprie iniziative con l'intento di limitare il più possibile le emissioni di CO2. Altro terzo esempio, la Commissione europea, presieduta da Ursula von der Leyen, che ha lanciato l'iniziativa interdisciplinare The New European Bauhaus, che lega il Green Deal con i principi di sostenibilità, integrazione e arricchimento culturale e promuove progetti di rigenerazione urbana basati sulla sostenibilità ambientale. So che al New European Bauhaus partecipano varie università, so della Cattolica di Milano, so delle 2 università di Venezia, sia Ca' Foscari che IUAV. Mi direte se ci sono esempi anche friulani. Tutte queste proposte attività hanno lo scopo di promuovere la consapevolezza dell'impatto costante dell'uomo sull'ambiente, ma soprattutto incoraggiano la ricerca di modelli culturali alternativi a quelli esistenti e da gran tempo non più sostenibili. E ve lo ricorda chi ha diretto La casa dell'uomo vitruviano di Leonardo da Vinci, ma noi pensavamo a una centralità umanistica e rinascimentale dell'uomo, non un uomo che diciamo distruggesse completamente l'ambiente. E così come erano in buona fede i principi della cultura illuminista a cui chi appartiene alla mia generazione si è ispirato, col risultato di trovarsi oggi a dover fronteggiare una visione che deve fare passi fortissimi di recupero. E a chi, vi dicevo, sta anche ragionando con i 27 comitati privati di 12 nazioni che operano a Venezia e in Croazia, di accompagnare al tradizionale impegno nel restauro su manufatti umani che possono essere dipinti, sculture, ma anche manoscritti e così via. È un impegno che li ha caratterizzati per 60 anni con continuità, costanza, generosità, affiancare un lavoro sull'elemento umano e sull'ambiente, vale a dire sulla residenzialità a Venezia, sull'attrarre nuova popolazione giovane a Venezia e sull'ambiente, quindi non trascurare l'aspetto della laguna e il suo equilibrio. Sono aspetti in cui già si distinguono, ad esempio, 2 dei 27 associati, TBA 21,
che opera nella chiesa di San Lorenzo e che unisce ricerca nel campo dell'arte contemporanea con quella della cura e della conoscenza degli oceani, e We Are Here Venice, che si distingue soprattutto nello studio della laguna e dell'ecosistema e che è presieduta da quella vera e propria paladina anti-grandi navi e di tutti i temi ecologici che è Jane Damosto. Per venire ai musei più da vicino, anche se il quadro generale aiuta molto e il programma scelto ad esempio dalla Biennale d'Arte di quest'anno indica chiaramente una scelta di campo, Martina Bagnoli continua sottolineando che ora è il momento di calcolare il peso delle nostre azioni in termini di rapporto tra costo e opportunità e pone una serie di domande che qui vi riporto. È opportuno fare una grande mostra con opere d'arte che arrivano da ogni parte del mondo in aereo? Allora, questo mi fa venire in mente, io il primo anno in cui ho avuto l'onore di insegnare a Udine era ancora vivo Francis Haskell e il corso, ma pensa all'eccellenza di Udine di museologia, era aperto da Francis Haskell sui grandi temi. Seguiva la nostra Donata Levi su altri concetti più generali e poi arrivavo io con le ricette di cucina, cioè della prassi. Pensate, 3 docenti per un unico corso di poche ore e così via. Bene. Nel suo meraviglioso The Ephemeral Museum del 2000, che è stato tradotto in italiano nel 2008 per i tipi di Schirà, la nascita delle mostre, i dipinti degli antichi maestri e le origini delle esposizioni d'arte, Francis Haskell dice: chilometri e chilometri sopra le nostre teste gli aerei sfrecciano carichi di quadri di Tiziano e Poussin, Van Dyck e Goya. Nel bellissimo libro sulla nascita delle mostre nell'Inghilterra dell'Ottocento e anche in momenti precedenti, Haskell attirava la nostra attenzione sui rischi degli spostamenti, anche sui rischi di mostre che non fossero dettate da ragioni scientifiche e da veri progetti di ricerca. Oggi a quel tipo di domande, a quel tipo di interrogativi, all'uso dei divieti o dinieghi ai prestiti legati alle guerre in corso, questa è cronaca degli ultimissimi giorni, si aggiunge un altro interrogativo. È opportuno fare una mostra con opere che inquinano arrivando. Allora, diciamo che da un certo punto di vista vediamo che i musei in qualche modo razionalizzano anche per ragioni di contenimenti di costi la provenienza delle opere. Vedevo l'altro giorno all'esposizione La fabbrica del Rinascimento in Basilica Palladiana a Vicenza, le oculate scelte da Birmingham, mostra a cui anche Linda Boreana ha dato un importante contributo, opere che ad esempio vengono da Birmingham insieme e così via. Dall'altra parte l'invito sarà forse a ridurre il numero di questo tipo di attività che però, ricordiamolo, negli ultimi anni abbiamo sempre ritenuto un'attività fondamentale del museo per comunicare le nuove acquisizioni, le nuove restauri, le nuove ricerche. Si dovrà trovare una mediazione importante in questo settore. Altra domanda. È opportuno stampare poche copie di un ricco catalogo? Quante emissioni siamo disposti a concedere per questo privilegio? Pensate cosa è il catalogo d'arte, il significato che ha avuto nei decenni e giustamente nuove domande, nuovi interrogativi, ma il nostro mondo flessibile, duttile, e quindi sono sicura che troveremo anche delle risposte. Ma anche in che modo le fiere e i festival, che negli ultimi anni hanno dominato l'offerta culturale globale, sono compatibili con l'azione e le politiche in maniera climatica? Ma anche questi bellissimi paesaggi protetti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità, ma dedicati a monoculture che sono devastanti per la biodiversità, quale eredità proteggono?
Quindi nuove domande impellenti, che si aprono nuovi temi di studio, di interpretazione della mediazione, che restano il terreno privilegiato dell'attività dei musei, di cui vale la pena ribadire la centralità, magari avvalendosi nella ricerca anche della filosofia, dell'antropologia, della psicologia, delle scienze sociali e attivando una vera collaborazione tra umanisti e scienziati. Ricorro ancora in conclusione ai ragionamenti di Christian Greco, che dice: il modo in cui organizziamo una tassonomia dell'informazione determina la generazione della memoria collettiva e la possibilità di future connessioni con la cultura materiale del passato. In questo risiede la rilevanza che l'istituzione museale continua ad avere nella collettività, in quanto depositaria e custode di quei frammenti di memoria che ci permettono di comprendere come affrontare il presente in modo informato e consapevole. Ma non abbiamo toccato tutti gli argomenti, vorrei almeno accennare alle trasformazioni sociali importanti a cui è dedicato, non so se Babette con la mostra da allestire o con l'attività da allestire ha potuto unirsi a noi, ma è particolarmente pregevole l'attività di formazione a cui Rivista Ampalia ha fatto in questi anni, anche sui labels, sulle etichette, cioè corsi di formazione bellissime, partecipatissime, veramente sono piena di ammirazione. Le trasformazioni sociali, la decolonizzazione, le restituzioni, i nazionalismi, i nuovi cittadini a cui ci rivolgiamo, tutti temi che sono affrontati in un'ottica prevalentemente archeologica nel bel libro, non so, forse dopo, di Evellina Cristillen e Christian Greco, Le memorie del futuro. Ovviamente un libro scritto a caldo, sono belli questi pamphlet scritti sotto l'emergenza della pandemia, che però allargano molto il tema e di cui, se non l'avete ancora fatto, vi consiglio largamente, caldamente la lettura. Chiaro che per un archeologo questa ricostruzione del contesto, questo lavorare con la scienza è forse un po' più facile, un po' più immediato che per uno storico dell'arte o per un altro tipo di... però credo che siano domande importanti. Così come è importante il tema che riguarda appunto i nuovi pubblici e la presenza femminile. Se volete una moda americana, io lasciatemi avvicinarmi veramente alla fine con un aneddoto. Dopo 2 anni di pandemia, nell'autunno scorso, i primi board, consigli dei comitati privati hanno cominciato a riaffacciarsi a Venezia e soprattutto i 2 americani ispezionavano i nostri musei quasi con il lanternino, cercando la presenza femminile, come se fino a quel punto non si fossero accorti che le donne nelle botteghe veneziane c'erano, ma non emergevano più di tanto. Da lì il lancio del nuovo programma Women Artists of Venice, Giulia Lama, Rosalba Carriera e Marianna Carlevaris, un programma gestito dal più, diciamo, fondato dal più abbiente di questi comitati, che gestisce ogni anno circa 2 milioni di euro e che consisterà in restauri nella chiesa di San Marziale, anche in altri luoghi, in studi e così via. Beh, quindi tantissimi nuovi temi che noi abbiamo di fronte in un momento in cui i musei non sono ancora riaperti, i soldi non ci sono, eccetera, eccetera, però così come abbiamo affrontato la rivoluzione francese e le guerre mondiali, sicuramente affronteremo anche questa. Grazie. Grazie Paola. Non si possono fare
Faccio un applauso così un po' a nome, un applauso collettivo. No, grazie davvero per questo quadro di ampio respiro e al tempo stesso molto complesso, molto articolato, che fa bene emergere come gli studi, cioè la museologia come disciplina storica si debba per forza rinnovare, ma è sempre stato così, no? E come in questo momento appunto si interroghi anche su quali strumenti dare a chi, come dire, si va formando. Io apro subito naturalmente la discussione perché immagino, spero che ci siano domande, curiosità. Prego. Altrimenti rompo il ghiaccio io, come diciamo così, come da prassi, no? No, volevo tornare, Paolo, un momento sulla, diciamo così, la versione di Kyoto, no? Poi passerà alla storia così, come la versione di Kyoto del 2019, no? E quel punto sul critical dialogue about the past and the futures, cioè l'idea che i musei e chi li studia, chi se ne occupa, possano offrire dei punti di vista diversi sulla storia, no? Anche opposti, anche contrastanti. E questo è un problema, credo, molto sentito, almeno per quella che è stata la mia esperienza di non solo di visita, ma anche di rapporto con curatori e con giovani studiosi, i musei che riguardano per esempio i conflitti mondiali, no? Il museo di Danzica della Seconda Guerra Mondiale, io l'ho visitato nel 2017, ma era diciamo a rischio chiusura perché esponeva, illustrava un'idea della Seconda Guerra Mondiale non compatibile con la lettura che il governo polacco di allora aveva maturato o voleva narrare, no? Perché un museo è sempre una narrazione, uno storytelling. E mi ha fatto, perché poi il museo della Seconda Guerra Mondiale a Danzica è bellissimo, anche nell'architettura, cioè è proprio... E però c'era questo rischio legato proprio ad un fattore politico e di interpretazione storica. E penso, ma questa è solo una sensazione mia, che tale aspetto diventerà nel futuro, non dico predominante, ma sempre più pressante. E allora anche le nuove generazioni che si formeranno come museologi dovranno, io credo, attrezzarsi in maniera molto più, non dico sofisticata, ma molto più sensibile a questi temi. Credo anch'io, ovviamente da un certo punto di vista siamo protetti nelle nostre pinacoteche, tutt'al più ci può essere il divario se è Giovanni Bellini giovane o no. O Giovanni Bellini tardo. O Giovanni Bellini tardo, scherzo, però se noi pensiamo che da una collezione di museo che resta il centro, attraverso una narrazione e la mediazione che che è lo strumento prevalente, noi riusciamo a dover garantire anche punti di vista differenti in qualche modo, almeno a testare che esistono anche, no? Sono comunque sforzi interessanti, è una sensibilità nuova e diversa, che vuol dire anche che riteniamo che il pubblico abbia più valore, sia più importante, cioè insomma questa idea della Convenzione di Faro, della responsabilità della comunità, cioè non è solo una comunicazione unidirezionale, ma ci rivolgiamo a dei portatori di interessi, di sensibilità, di conoscenze, eccetera. Quindi diciamo che è un progetto che si articola molto, molto fortemente, ovviamente anche con dei pericoli di strumentalizzazione, dover essere, del resto in qualche modo sia i musei che le mostre sono sempre state un po' delle bandiere del regime o hanno corso questo rischio.
come sappiamo, no? Quindi, insomma, diciamo che sono campi molto sensibili e interessanti. Volevo sentire le persone che sono presenti, sono una quarantina, c'è qualcuno che lavora nei musei? Fatevi avanti, non abbiate timore, no, perché sai, lo schermo, guarda, nonostante 2 anni appunto di pandemia ci abbiano abituato a questo tipo di strumenti, sai, lo schermo difende sempre, mentre se sei insieme fisicamente, guardi le persone negli occhi, è più facile anche coinvolgerle. Vedo che però ha aperto il video grazie a Tatò e anche Dimitri Brunetti, forse. Grazie. Sì, io volevo Se io gli occhiali viola è un colore che adoro. Sì. Proprio quello che stava dicendo Linda. Non è innocuo allestire una mostra, come non è innocuo gestire o dare lettura o interpretare i documenti di un archivio o fare una scelta di volumi. Niente è del tutto innocente, no? E, e questo ci riporta al discorso MAB in realtà, no? Quell'atteggiamento poi che l'operatore culturale deve avere, non piegare alle proprie idee o a quello che si vuole dimostrare magari, no? E questo si può fare attraverso una mostra d'arte come attraverso un inventario archivistico, in fin dei conti il processo è lo stesso. Manteniamo quella che è la correttezza, no? Etica, ma lo stesso Icaro l'abbiamo citato tante volte, lo dice anche nel codice etico, quindi insomma ci sono delle responsabilità, è un lavoro delicato, anche se sembriamo essere così in un mondo così di... Invece non è innocente questo no, nella maniera più assoluta. Comunque insomma devo dire che gli americani alla ricerca delle donne artiste, ma dicevo, ma siete venuti qua 1000 volte, non ve ne siete accorti prima che di donne artiste esposte ce ne sono poche e non perché le vogliamo tenere nascoste, no? Perché adesso è esploso questo fenomeno e quindi, ma del resto dobbiamo affrontare le domande di oggi, insomma, ecco. Dimitri? Ma mi permetto anch'io un brevissimo intervento che comincia ovviamente con le congratulazioni e i ringraziamenti. Io non sono un esperto della materia, però mi sono goduto quest'oretta o poco più, insomma, con le 1000 sollecitazioni, i salti, i percorsi, le immagini, insomma, quindi ritrovando anche persone che negli anni ho seguito, libri che ho letto e quindi, insomma, mi sono proprio trovato. Ho anche apprezzato molto il passaggio su Europeana. Europeana segue questo bel progetto da tanti anni e mi piace di Europeana che peraltro raccoglie anche molti materiali italiani, perché attraverso l'ICU, insomma, molti soggetti, le regioni, i grandi comuni, i grandi musei, insomma, riescono a far transitare i propri oggetti digitali in questo repository, in questo prodotto, in questo portale internazionale. Europeana mi è sempre piaciuto anche perché ibrida molto i materiali, c'è il museo, c'è l'archivio, c'è la biblioteca, c'è il sonoro, c'è il video, insomma c'è un po' di tutto su temi, ecco, e mi è sembrato, ma lei ne ha fatto cenno, insomma, che questo terribile momento che ci coinvolge purtroppo ancora oggi, insomma da 2 anni, abbia accentuato tanto questa ibridazione, questa esposizione sul web di materiali diversi. Certo, il museo lo fa sempre da padrone perché è più bello, più attrattivo, e io pur occupandomi d'altro riconosco assolutamente questo. Sì, però... non solo, ti interrompo, non solo il museo, anche il documento vero, anche il libro vero, cioè, voglio dire, no, c'è questa parte emotiva, cioè quando riesci e sei di fronte al documento, questo è diverso, no? Quindi vale per tutti. No, vale per tutti, certo, ciascun bene ha propri, come dire, frecce al suo arco, insomma, il documento riesce a raccontare forse con più particolari, più cose, il
il museo, l'elemento, insomma, però non è questo, insomma. Mi piace molto questa presenza contestuale che mi sembra anche una linea di lavoro nei musei e certamente in questa nostra nuova rappresentazione digitale che il Covid ha accentuato tanto, insomma. Insomma, del resto si capisce bene, se ne capisce di più il senso, cioè se il museo decontestualizza proprio programmaticamente, storicamente l'opera o l'oggetto, adesso abbiamo uno strumento potentissimo per ricontestualizzarlo, per chi vuole, vero? Per chi invece si vuole limitare a guardarlo, eccetera, ma per chi vuole, cioè, sono possibilità infinite. Io spero solo che ci sia un po' di logica in questa operazione, che si riescano a sviluppare dei programmi organici che diano dei risultati congruenti, ecco, in questo senso. Però il momento è incredibilmente difficile, ma anche incredibilmente sfidante, secondo me. Stiamo vivendo qualcosa che non avremmo voluto vivere, ma che comunque ci permetterà, se sopravviviamo, di fare veramente un grande salto, credo io, no? Sono molto d'accordo con questa affermazione. Beh, diciamo che sopravviviamo, ecco. Sì. Partiamo da questa cosa, che sopravviviamo. Ma certamente sì, questi 2 anni sono stati sfidanti. All'inizio ci siamo trovati un po', come dire, frastornati e in difficoltà, però il mondo della cultura, il mondo della formazione, lei citava le università, però il Ministero della Cultura, nella nuova definizione, insomma, ha immediatamente messo in campo tutte le proprie risorse con una proposta culturale web veramente incredibile. Io in quei primi momenti ricordo che ho catturato molte immagini, molti materiali proprio come testimonianza di quello che stava succedendo e credo che in effetti ci abbia fatto crescere anche come comunità. È vero, stiamo facendo tante cose, adesso anche le risorse che un po' ci fanno girare la testa del PNRR, che sono così tante come il mondo della cultura neanche ha mai saputo immaginare, mai ha previsto, insomma, porteranno forse anche qualche progetto non così felice, diciamo, ci sta nel mucchio, ecco, Sì, però cose belle ci saranno, io voglio avere questa fiducia, ecco, e questa presenza degli ambiti diversi della cultura che sempre più dialogano, insomma, fra di loro. per forza, questo è fondamentale. Bene. Posso fare una domanda Sì. io? Marina Dorsia, NAI Friuli Sì. Venezia Giulia. Sì. Lei nel suo intervento ha citato gli ecomusei. Sì. E quello del Gemmonese, nel Museo delle Api. Quindi in Friuli Venezia Giulia abbiamo 4 ecomusei, no? Per il Gemmonese ce ne sono stati costituiti altri 3. Ha una visione a livello nazionale di questo tipo di esperienza? Perché qui nella nostra piccola regione aver 4 ecomusei che comunque corrispondono a 2 zone montane, una pedemontana e la pianura, praticamente copre il territorio. Questa esperienza è comunque presente anche nelle altre regioni? Sì, certo, sì, con accentuazioni diverse. Io non è un ambiente che conosco e frequento. Sì, perché hanno sono una cosa un po' diversa Sì, rispetto a no, noi. però penso che anche in qualche modo siamo tutti ecomusei, no? Se entriamo in questa idea di economia circolare e di questa visione in cui natura e cultura si fondono, in fondo anche un museo d'arte è un ecomuseo di un aspetto, magari non della cultura materiale, non della natura, non del lavoro, non della vita di comunità, ma in qualche modo poi i nostri musei, che non sono musei di collezioni, ma sono musei che raccolgono documenti del proprio territorio. In fondo anche le nostre pinacoteche, Linda descriveva con accento commovente le gallerie dell'Accademia, è un ecomuseo dell'arte a Venezia. In qualche modo vorremmo che gli ecomusei hanno moltissimo da insegnarci, perché è la vita
che entra dentro i musei. Io ho citato l'esperienza di Gemona proprio perché la traduzione di questo libro di Hugh de Varin è fatto da questa cooperativa gemonese e così. Sono molto diffusi in tutta Italia, in Sardegna ce ne sono di importanti, in Puglia ce ne sono, a seconda delle diverse regioni ci sono accentuazioni diverse. Ad esempio ho impressione che nel sud dell'Italia ci sia anche storicamente legata all'antropologia culturale, più un'accentuazione magari sul lavoro dell'uomo, su certi usi, però sono realtà belle che secondo me conviene conoscere anche più approfonditamente, perché nell'ottica che ci proponiamo davanti, secondo me hanno da insegnare anche a dei musei più tradizionali. Grazie. Vedo che ha acceso anche Hilde Menis, la telecamera, non so se voleva intervenire Hilde. No, io sono rimasta così, come dire, incantata, ecco, da questa bellissima presentazione. Non me ne intendo nemmeno io perché sono una bibliotecaria. Ecco, ricordo che abbiamo trattato questo argomento, per esempio, delle mostre a distanza, no? Delle ipervisioni l'anno scorso ci sono state presentate. Ed è qualcosa di nuovo. Io credo anche per la mia generazione, insomma, no? È qualcosa di nuovo e nello stesso tempo da una parte dici ma che meraviglia, ma quante cose si possono vedere, dall'altra dici ma finché io non ce l'ho davanti quella cosa, c'è la smaterializzazione, no? Se vuole dirci qualcosa su questo, perché io credo che ci sia anche una sensibilità diciamo, nel frequentatore di mostre, che va rispettata un pochino. Allora, bellissime alcune esperienze di ipervisione dove si può girare intorno alla statua, però manca qualcosa. No, ma di questo siamo d'accordo. Vi posso dire che è capitato che nel Capitolium di Brescia abbiano restaurato una grande statua romana bronzea raffigurante la Vittoria Alata, restaurata al opificio delle pietre dure e poi riallestita da un grande artista, architetto, ma anche pittore contemporaneo che è Juan Navarro Baldeweg. Quando l'ho vista ho pianto, ma non perché ero stata sensibilizzata, sì anche probabilmente perché era una delle prime cose che rivedevo, ma per l'eccellenza del restauro, per l'eccellenza della sua collocazione. Quindi sicuramente, come dire, l'esperienza diretta è imprescindibile. Però forse abbiamo abusato di questo tipo, abbiamo detto che è una forma di ricerca e di comunicazione l'esposizione. Io mi sono sempre battuta a favore della mostra, sono figlia di un direttore di museo, figlia intellettuale di Cisco Magagnato, che ha sempre fatto nel museo civico mostre molto importanti, sempre legate al territorio, non ha mai preso mostre sì, qualche volta c'è sempre la proposta che ti viene fatta, ma risulta molto molto marginale. Quindi la mostra come proprio un'attività specifica dei nostri istituti, un veicolo di comunicazione con i nostri pubblici, ma che può valere per le biblioteche e per gli archivi. Certo che forse abbiamo abusato di questo, quante cose di troppo inutili e che forse oggi domandarsi di più che cosa vale la pena fare veramente e sostituire altre cose con forme più leggere, più smaterializzate, forse vale la pena, ecco, in questo senso penso, forse. No, credo Paola che sia un po' il compito, ecco, di una nuova museologia, no? Cioè stiamo entrando ormai, cioè abbiamo varcato il confine di una, diciamo così, di una disciplina che si deve riattrezzare, no? Che si deve riattrezzare perché è cambiato il pubblico, ma perché stanno cambiando gli obiettivi anche dei musei.
e le sfide. Tu prima appunto menzionavi il tuo insegnamento qui a Udine alla scuola di specializzazione, dicevi c'erano appunto Haskell, c'era Donat Levi che c'è tuttora. Noi continuiamo noi continuiamo a coinvolgere comunque sempre direttori, funzionari di musei nei nostri corsi di studio, proprio perché come dire, quella che può essere il fondamento storico-teorico del docente deve poi trovare il corrispettivo in chi vive quotidianamente tutto questo, no? Per cui credo, però c'è anche un'altra questione a livello, come dire, proprio di cattedre universitarie, no? Non credo ormai sia, cioè, di docenti di Arte 04, che è il settore della museologia, no? Proprio si chiama così, e critica artistica del restauro, cioè ci sono, ma non sono tantissimi. Ecco, quindi no, allora anche qui la parte storico-teorica che l'università può dare, forse anche su questo sarebbe bene, e come la deve offrire, no? Quindi forse anche, come dire, interrogarsi un po', se magari lo facciamo già, ma non abbastanza. E nel frattempo ho controllato The New European Bauhaus. Sì. Allora, del Friuli Venezia Giulia è presente l'Agenzia per l'Energia Regionale. Ecco, ma nessuno dei due atenei, né Udine né Trieste. Ecco. Lo proporrò al rettore. Sì, potrebbe essere, non lo so, ma io ho visto che le altre università, per la Cattolica me ne ha parlato Federico Olivares, che come sai era stato nel board delle gallerie e insegna in cattolica. Prova a sentire se c'è spazio. Sì, no, perché appunto ho visto c'è il suo Orsola Benincasa, che è un istituto universitario molto tradizionale, come storia, ma non solo lì, è inserito in altri consorzi che riguardano la trasformazione digitale, no? E ne approfitto anche così per dire che qui stiamo aprendo un corso di studi di filosofia e trasformazione del digitale, no? Perché ormai è necessario un pensiero critico e della filosofia, il pensiero che ti dà lo strumento per affrontare questo nuovo scenario, che piaccia o meno c'è, non è che possiamo azzerarlo, no? Come un contatore elettrico e passata la pandemia si azzera. No, anzi, bisogna svilupparlo. Bisogna svilupparlo, però appunto, e ripeto, tutti gli stimoli, le sollecitazioni che tu oggi hai messo insieme in un mosaico davvero molto complesso, per me sono altrettanti capitoli, se dovessi, non io, ma se si dovesse scrivere appunto un libro, no? La museologia del XXI secolo, ecco, questi sono un po', come dire, questo è lo scacchiere e queste sono le pedine. Certo. Sì, poi vedremo anche un po' adesso quanto ci vorrà per, insomma, se la situazione si normalizzerà veramente, come riprenderanno, ecco. Bene, allora penso che... Beh, sono quasi le 5, che era come dire, avevamo messo appunto in preventivo. No, intanto grazie Paola. Io, figurati, starei qui ancora un'ora. Perché, come dire, i discorsi anche... no, chiudo con una cosa, perché tu hai citato, no, i non fungible token. Ecco, allora lì però la mia mente, forse perché avevo fatto di recente un seminario sulle riproduzioni digitali, è andata ad un'altra frontiera, e cioè la creazione di opere d'arte attraverso gli algoritmi informatici. Eccolo, è un progetto del Rijksmuseum di Amsterdam del 2016, fatto a partire da Rembrandt. Quindi loro, con un gruppo di Microsoft, hanno creato un Rembrandt che non esiste, cioè è l'algoritmo che l'ha creato a partire... Se vai in rete trovi il video, The Next Rembrandt si chiama, una cosa del genere, no?
Allora, ecco, anche questo è un altro orizzonte, non è il caso né di demonizzare né nulla, però un altro orizzonte con cui i musei, la disciplina dei musei si dovranno prima o poi confrontare, no? Perché implica non solo una riorganizzazione, che ne so, di allestimenti, sale, eccetera, ma implica proprio anche una nuova idea di visitatore. Ma certo, e naturalmente a seconda potrà essere per musei storici, per Esatto. gallerie d'arte contemporanea, cioè a seconda del livello dove ti vuoi collocare. Comunque sono appunto possibilità infinite, vedo un po' con gli NFT all'inizio demonizzatissimi da tutti, non so se Montanari ne approfitta ogni due per tre di parlarne male, però è un po' come i Bitcoin, Sì, che adesso esatto. tra l'altro vengono inseriti nei portafogli dei grandi investitori, quindi Esatto, esattamente. sì, attenzione, è meglio informarsi, sapere di cosa si tratta e sapere come, se li si vuole usare, come li si vuole usare e magari dichiararli nella propria mission, nei propri programmi, insomma, voglio dire, questa cosa per cui ogni museo, ogni istituto viene richiesto di dichiarare il suo programma, le sue linee di sviluppo, è qualcosa di molto che aiuta a mettere in ordine le idee, a condividerle anche con i propri compagni di viaggio e con il proprio pubblico. Può essere fatto in maniera semplice se i musei non sono dei grandi musei di Stato, sono dei musei civici, però è una buona prassi che aiuta a fare questo piano, un piccolo piano di gestione e che poi serve, no? Anche per confronto, per verifica e così, magari senza entrare proprio nel dettaglio di ogni operazione, però. Bene, dai, grazie allora. Paola, grazie a te moltissimo, anche a nome di, come dire, del pubblico che è rimasto con noi fino alla fine. E niente, noi ci vediamo su altri schermi, spero reali, a presto. A presto, anche perché inizierà questo mese super sì, veneziano, in cui esatto, esattamente. avremo innumerevoli occasioni di incontro, Esattamente, ci forse vediamo anche a Venezia. bene. D'accordo, Bene. arrivederci a tutti. E noi con Mab ci rivediamo l'8 aprile.